È qui che si batte il calcio d'inizio di ogni partita, è qui che cominciano tutte le discussioni sulle partite e sugli argomenti che riguardano il calcio, ma in estate qui allo Stadio Friuli a tenere banco non è soltanto il pallone, non è soltanto il calciomercato, ma è molto spesso lo stadio, che è argomento molto bello da approfondire con tutti i protagonisti e gli addetti ai lavori, perché siamo qui a testimoniare ogni settimana una crescita di questo nuovo Stadio Friuli davvero impressionante. Basta mancare per qualche giorno proprio da Udine per poi sorprendersi di quello che si trova qui. Ovviamente quello che colpisce l'occhio quando si rientra sul rettangolo verde di gioco sono i seggiolini colorati che stanno andando più o meno su tutti i settori, la nuova curva nord, i nuovi distinti, c'è anche la curva sud che sta crescendo a ritmo incessante, perché il cronoprogramma racconta delle determinate date che il cantiere non vuole assolutamente bucare e non sta assolutamente bucando, anche grazie a un clima particolarmente favorevole per l'andamento dei lavori. Ma invece di parlarne qui tra di noi lasciamo la parola a chi è il maggiore esperto, comunque il direttore dei lavori, l'ingegnere Stefano Costantini. Sempre vi do il benvenuto per tenere monitorato l'andamento dei lavori. Diciamo che stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati, che è quello di completare la curva nord dei distinti e ridarli il prima possibile ai tifosi dell'Udinese, in particolare con la metà di luglio raggiungere questo importante obiettivo. Quello che ci eravamo prefissati lo stiamo mantenendo anche grazie agli eventi meteorologici che ci permettono di garantire il rispetto delle tempistiche prefissate. Ovviamente, infatti, per fortuna il clima meteorologico è clemente, abbiamo visto la prima cosa che balza all'occhio comunque sono i seggiolini, ma parlavamo anche a microfoni spenti delle finiture interne della curva nord che stanno procedendo anche alla grande con le tempistiche. Quali sono le novità, insomma, di questa settimana? Anche a livello di finiture stiamo rispettando quello che era il cronoprogramma prefissato, quindi stiamo completando le ultime cose in curva nord con l'installazione dei tornelli per garantire appunto il controllo degli accessi. Sui distinti abbiamo iniziato la posa delle piastrelle e del controsoffitto a livello di finiture. Per quanto riguarda i bagni, che sono le altre cose abbastanza importanti per garantire l'agibilità, sono completati sia per la curva che per i distinti. A livello di spalti di fatto manca l'installazione delle ultime parti dei seggiolini e l'installazione del vetro di bordocampo per garantire quelli che sono i requisiti di norma. Comunque a livello di finiture stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati. Sul colore dei seggiolini abbiamo scelto, insomma, è stata scelta questa varietà di colori, anche soddisfatti da come è l'impatto visivo dei nuovi seggiolini. Ma l'impatto è sicuramente gradevole perché permette appunto di avere questa colorazione diversificata che ci consente di avere la sensazione di avere sempre gente sugli spalti, e questa è stata la decisione finale dopo tutta una serie di prove, e penso che tutti possano essere soddisfatti di questa scelta. L'ultima considerazione, se invece sulla curva sud, ovviamente per ovvi motivi il settore che è un po' più indietro con i lavori, che però sta crescendo anche questo settore a grandi ritmi. Ma grazie alla disponibilità di tutti gli enti e della proprietà, e penso anche agli stessi tifosi, la fatica che è stata fatta durante il periodo, diciamo, invernale primaverile, cioè di consegnare in anticipo la curva sud al cantiere, ha consentito di fare le demolizioni in un periodo migliore e sfruttare tutto il periodo estivo all'edificazione, e quindi per quando ritorneranno i tifosi sugli spalti potranno apprezzare il lavoro che è stato fatto anche durante questo periodo in cui abbiamo lavorato tutti alacremente. È qui che si batte il calcio d'inizio di ogni partita, è qui che cominciano tutte le discussioni sulle partite e sugli argomenti che riguardano il calcio, ma in estate qui allo Stadio Friuli a tenere banco non è soltanto il pallone, non è soltanto il calciomercato, ma è molto spesso lo stadio, che è argomento molto bello da approfondire con tutti i protagonisti e gli addetti ai lavori, perché siamo qui a testimoniare ogni settimana una crescita di questo nuovo Stadio Friuli
davvero impressionante, basta mancare per qualche giorno proprio da Udine per poi sorprendersi di quello che si trova qui. Ovviamente quello che colpisce l'occhio quando si rientra sul rettangolo verde di gioco sono i seggiolini colorati che stanno andando più o meno su tutti i settori, la nuova curva nord, i nuovi distinti, c'è anche la curva sud che sta crescendo a ritmo incessante perché il cronoprogramma racconta delle determinate date che il cantiere non vuole assolutamente bucare e non sta assolutamente bucando, anche grazie a un clima particolarmente favorevole per l'andamento dei lavori. Ma invece di parlarne qui tra di noi lasciamo la parola a chi è il maggiore esperto, comunque il direttore dei lavori, l'ingegnere Stefano Costantini. La prima cosa che balza all'occhio comunque sono i seggiolini, ma parlavamo anche a microfoni spenti delle finiture interne della curva nord che stanno procedendo anche alla grande con le tempistiche. Quali sono le novità insomma di questa settimana? Anche a livello di finiture stiamo rispettando quello che era il cronoprogramma prefissato, quindi stiamo completando le ultime cose in curva nord con l'installazione dei tornelli per garantire appunto il controllo degli accessi. Sui distinti abbiamo iniziato la posa delle piastrelle e del controsoffitto a livello di finiture. Per quanto riguarda i bagni, che sono le altre cose abbastanza importanti per garantire l'agibilità, sono completati sia per la curva che per i distinti. A livello di spalti di fatto manca l'installazione delle ultime parti dei seggiolini e l'installazione del vetro di bordocampo per garantire quelli che sono i requisiti di norma. Comunque a livello di finiture stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati. Sul colore dei seggiolini abbiamo scelto, insomma è stata scelta questa varietà di colori, anche soddisfatti da come è l'impatto visivo dei nuovi seggiolini. Ma l'impatto è sicuramente gradevole perché permette appunto di avere questa... sempre vi do il benvenuto per tenere monitorato l'andamento dei lavori. Diciamo che stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati, che è quello di completare la curva nord dei distinti e ridarli il prima possibile ai tifosi dell'Udinese, in particolare con la metà di luglio raggiungere questo importante obiettivo. Quello che ci eravamo prefissati lo stiamo mantenendo anche grazie agli eventi meteorologici che ci permettono di garantire il rispetto delle tempistiche prefissate. Ovviamente infatti per fortuna il clima meteorologico è clemente, abbiamo visto